Un messaggio di pace, una torcia per la pace. Un'iniziativa che in questi mesi unisce tutta Italia e che vede impegnati i gruppi locali di ciclisti amatoriali appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Sì, guarda, l'iniziativa è partita esattamente da Milano, cioè il referente nostro nazionale, l'ideatore è il commissario Fusco, dalla casa circondariale di Milano Opera. Da lì lui assieme al suo team ha voluto fare questa iniziativa bellissima, tra l'altro per dare un segno, una svolta, un aiuto e coraggio alla polizia penitenziaria in questo momento così poco piacevole, poco vivo. Questa torcia qua è stata donata dall'Arcivescovo di Milano, è partita esattamente dalla Lombardia e farà tutti i giri di tutte le regioni d'Italia. Quindi la torcia a noi ci è arrivata dalla Campania, ci è arrivata a Via Nave dove il nostro team è andato a ritirarla e ha fatto un po' di giri per i luoghi sacri palermitani e culturali. Adesso qua si trova ad Agrigento dove anche noi faremo vedere le nostre meraviglie sia sacre che culturali. Faremo una tappa alla Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi, poi saremo anche nell'istituto di Agrigento dove saremo ospitati da comando e direzione che hanno accolto benissimo questa nostra iniziativa essendo a nome della polizia penitenziaria. Questo messaggio lo vogliamo dare principalmente per la pace che in questo momento è quella che speriamo tutti per questa guerra in Ucraina che ci aiuti a dare anche nel nostro piccolo un aiuto a portare il segno di pace. Infatti ci siamo qua sotto, cioè, segno della pace come la colomba che speriamo che ci aiuta e con la nostra torcia porteremo avanti. A parte questo poi nel pomeriggio siamo ospitati dal Vescovo di Agrigento alla cattedrale dove benedirà la nostra torcia e dove noi, come hanno fatto altri colleghi ciclisti in Italia, cioè in tutte le regioni d'Italia, daremo un crocifisso in segno di pace alla fine di questo tragitto nazionale, visto che coinvolgerà tutte le regioni d'Italia. Noi il 15 di maggio, per come ha ideato, ha voluto e sta programmando il nostro referente nazionale, il commissario Fusco, saremo a Roma dove saremo ospitati dal Papa e lì ci sarà un raduno nazionale di tutti noi ciclisti e polizia penitenziaria.